È iniziata adesso, Partinico Audace San Vito Lo Capo. E allora va a giocare subito a uomo Maranzano, buon anticipo di Amiri sull'ex Pirrotta, poi prova ad accendersi Pulizzi, va a cercare il recupero di Panzeri davanti alla porta, Panzeri! Il miracolo di Avignone, la prima occasione della partita al minuto 6, ha provato ad accendersi l'ex Cittadella. Bravo Cusumana a chiudere la linea di passaggio per Rosone. Longo sfida Cardella, poi accelera, si è allungato la palla Longo con i piedi sulla linea, può pensare al cross, perde Luca, il colpo di testa dell'ex Marineo, ma blocca la palla Avignone, si ritarda un po', alla fine va Rosselli, sicuro Cascione che la blocca senza brividi il Partinico in queste circostanze, ma Miria fa un altro intervento provvidenziale, è il migliore del pacchetto arretrato, la partita si è spaccata in due e allora Cusumano va da Longo, ma quella palla andava scaricata da Luca. Longo, c'è spazio, Longo va al tiro, palla alta sopra la traversa, allontana Pulizzi, occhio perché il pallone è arrivato a De Luca, lavora benissimo il 9, c'ha due soluzioni, c'è Panzeri, servito, avanza l'ex Mazzara, Panzeri, 1 contro 1, va al cross, palla allontanata da Cardella, poi Pulizzi, prova ad accendersi anche lui, Pulizzi, va al cross, la palla arriva a scrozzo, tiro murato, ha giocato subito il San Vito senza perdere tempo, Bulades al cross, occhio che arriva il Rosone, e c'era la palla dell'1-0 anche per il San Vito, l'ha sprecata il 10, palla in mezzo per De Luca, la palla rimane lì ma non è riuscita a impattare bene con la palla il destro di De Luca, non può piovere, occhio a questa palla per Rosone davanti a Cascione, se l'è letteralmente divorato Rosone, leggerezza difensiva del Partinico Audace, messa San Vito, giocata subito, Amiri, Bulades avanza, occhio a Rosone dall'altra parte, scappato di nuovo, salva Cascione, Pirrotta, e il gol dell'ex che si mette le mani nell'orecchio e fa 1-0, cercare il poker, va col mancino, un cross ad uscire, la palla gira ma non a sufficienza, palla secca allontanata da Longo, poi occhio a questa conclusione che poteva abbassarsi, il vento come detto a più riprese nel primo tempo può giocare brutti scherzi, dalla bandierina, il cross è buono, colpo di testa, palo di D'Amico, va Rosselli col destro, la tiene lì Cascione, va a rinvio Avignone, Butera ha servito De Luca, De Luca messo giù, rigore per il Partinico Audace, arte De Luca col destro e si sblocca con la maglia del Partinico Audace, con la sua esultanza, sesto centro di stagione, il primo in nero-verde, un gol dopo 10 anni in promozione, deve ragionare, ha spazio e tempo il Partinico per farlo, scrozzo dal limite, muove palla il Partinico Audace, ancora Longo, palla per Butera, murata, la sua conclusione dal portiere Avignone, il match dovrebbe essere finito, fischietto in bocca per il direttore di gara e su questa scivolata di Maranzano finisce 1-1, un bellissimo Partinico Audace San Vito Lo Capo.